Quella cuciniamo insieme ad Andrea, couscous di pesce. Curiosi? E allora? Amonin in cucina. Bene, bene, bene. Rieccoci qui per una nuova ricetta. Facciamo un po' di spazio e cominciamo a parlare di questa straordinaria ricetta di origine nordafricana, ormai adottata in Sicilia da qualche centinaio d'anni. Le origini proprio di questa ricetta di couscous di pesce sono tunisine. Grazie alla comunità tunisina che c'è nel Trapanese, nello specifico nella cittadina di Mazzara del Vallo, ormai questa è entrata a far parte della cucina tradizionale siciliana. Couscous che viene incocciato, e adesso vi faccio vedere come, e poi cotto in una particolare vaporiera fatta di terracotta, fatta con il coccio. Allora, fatta questa precisazione, adesso io vi faccio girare da questa parte e vi faccio vedere da vicino esattamente le fasi dell'incocciatura. Allora, prendiamo la semola, quella cruda, la mettiamo su di un lato del piatto, da una parte piatto, poi pizzico di sale sul couscous, proprio un pizzico, e mettiamo acqua, temperatura ambiente pochissima, dall'altra parte del piatto. E poi pian pianino, con l'aiuto dei polpastrelli, cerchiamo di amalgamare il tutto e far assorbire l'acqua. In maniera molto delicata, perché se dovessimo mettere troppa acqua rischiamo di fare un bel mappazzone, come si suol dire, e buttare la semola, perché sarebbe ingestibile e non si potrebbe minimamente andare a lavorare. Vedete, comincia a prendere un po' le sembianze di quello che può essere una sabbia, no? Un po' come la sabbia del deserto. Mettiamo ancora un po' d'acqua e continuiamo. Questa fase, come dicevo, si chiama incocciata, così si incoccia il couscous. Ecco qua, questa è la semola, praticamente incocciata. Si potrebbe in questo momento aggiungere anche un filo di olio extravergine di oliva. C'è chi pure addirittura in questa fase mette cipolla tagliata piccola, 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 addirittura grattugiata. Io preferisco il sapore della semola così, naturale. Vedete la granulometria? Sembra proprio la sabbia del deserto. Trasferite il tutto in un contenitore più grande. E continuate con altra semola. Ok, incocciato tutto il couscous, adesso non ci resta altro che massaggiarlo tra le due mani, in questo modo, giusto per togliere eventuali grumi che non siamo riusciti a togliere durante la fase dell'incocciata. E poi, una volta che abbiamo massaggiato, quindi come vedete veramente un antistress, mettiamo su un panno di cotone e lo facciamo riposare 12 ore. Nel frattempo che il nostro couscous riposa, cominciamo a fare la preparazione, che è quello che è il cosiddetto brodo di pesce. È il tempo di pulire tutto e continuiamo. Perfetto, adesso cominciamo la pulizia del pesce. Occorre ovviamente del pesce grasso, pesce cosiddetto da brodo. Scorfano, gallinella, e poi ho dei gamberoni, un po' di cozze, del calamaro, insomma usate un po' il pesce, delle vongole, usate un po' il pesce che vi piace. L'importante è che all'interno comunque ci sia 1-2 pezzi da brodo, basta. Detto questo, passiamo adesso alla fase della lavorazione. Occhio bionico, picchio un cevio. Togliamo la spina esterna dorsale dello scorfano, facendo un po' di attenzione perché è appuntita. Possiamo adesso cominciare a ricavarne i filetti. Partiamo facendo questa incisione lungo il filetto del pesce e poi con la punta di un coltello ben affilato, vedete, questa qui è la colonna vertebrale. Cominciamo a penetrare toccando esattamente i dentini della colonna. In maniera molto delicata dovete sentire sotto la lama del coltello questo ticchettio. Dopodiché possiamo cominciare ad affondare il coltello. Stessa operazione, adesso lo andremo a fare dalla parte della pancia. Sempre lungo la lisca, la pinna, questa qui è una pinna, andiamo fino giù alla coda. Ecco qua, pian pianino, vedete? Pian pianino, senza avere fretta, si va scavando lungo la spina dorsale. Primo filetto. Diamo la pulita togliendo la parte della membrana dello stomaco, dove ci sono tantissime spine, e poi la parte più amara perché là risiedono le feci e poi anche il cibo. E facciamo l'altro pezzo. Anche qui, lungo la schiena, ed eccoci qua. Allora, filetti fatti, li teniamo da parte, e gli scarti, che poi non sono scarti perché è una parte nobile del pesce, perché nelle varie zuppe o brodi il sapore lo porta questa parte di qua del pesce, la teniamo da parte e cominciamo adesso a fare un buonissimo brodo di pesce. Ci occorrono delle carote, cipolla, aglio e
anche del sedano. Io non uso il sedano perché in questa preparazione personalmente non lo trovo di mio gradimento, ma chi piace deve e può ovviamente usarlo. Cominciamo con pelare le carote, cipolla, ne basta mezza, intera, non dobbiamo assolutamente tagliare. Pentola capiente sul fuoco, giro di olio extravergine a temperatura e cominciamo ad adagiare su gli scarti del pesce. Dopo un paio di minuti, senza girare il pesce, possiamo inserire un po' le verdure, quindi le carote, la cipolla, un po' di doppio concentrato e poi ghiaccio e acqua fredda a coprire e facciamo cuocere per almeno un'oretta. E rieccoci. Si chiederà, ma perché il ghiaccio? Il ghiaccio è fondamentale perché fa estrarre tutti i sapori del nostro pesce, quindi fondamentale per fare un buon brodo di pesce. E adesso faremo anche questa, chiamiamola pure bische, non è esattamente una bische ma è molto simile, si ci avvicina. Diciamo che se non sono fratelli, almeno cugini di primo grado. Anche in questo caso useremo il ghiaccio, adesso vi faccio vedere come e quando lo andremo ad inserire. Quindi gamberoni, io ho usato questi qua argentini, l'ideale sarebbe il rosso di Mazzara, ho tirato via il carapace, la testa, e invece il corpo lo userò in un secondo momento. In questa fase vado a fare, appunto, come dicevo, il cugino di primo grado della bisca, per cui anche questa volta girate da questa parte e ve lo faccio vedere da vicino. Tegame alto, anche qui, giro d'olio, portiamo a temperatura, dopo aver inserito spicchietto d'aglio in camicia, carote e cipolla. Appena comincia a soffriggere per bene carota, cipolla e aglio, possiamo inserire la testa e il resto del carapace. Concentrato. Aiutandoci con un cucchiaio di legno, con un mestolo, cominciamo a schiacciare le teste. Facciamole tostare per bene. E appena le testate, andiamo giù e sfumiamo con un po' di vino bianco. Facciamo evaporare, andiamo giù nuovamente di ghiaccio e acqua fredda a coprire. Brodo di pesce, bische di gambero stanno marciando. Adesso prendete dei calamari, piccoli, grandi, quelli che trovate, e li cominciate a tagliare ad anelli. Olio in padella, spicchietto d'aglio ben caldo e andiamo giù di calamari che abbiamo affettato. E sfumiamo con un po' di vino bianco. Anche in questo caso facciamo andare via tutto quanto l'alcol, quindi nel giro di altri massimo 2 minuti, ovviamente fuoco bello vivace, quindi fiamma alta. E una volta andato via l'alcol, teniamo il calamaro si è cotto e adesso, siccome dobbiamo attendere la finitura della cottura di tutte le altre salse, lo andremo a trasferire in una ciotola e siccome tenderà ad asciugarsi e quindi poi diventerà brutto, non nel senso che andrà male, ma brutto dal punto di vista della consistenza perché diventerà secco, per evitare questo inconveniente lo mettiamo, dicevo, in un contenitore e lo andremo semplicemente a coprire. Col suo stesso vapore di cottura lui continuerà sempre a restare ben idratato e quindi sempre bello, morbido e succulento. Adesso attendiamo la finitura delle altre. Bene, tutto sta andando secondo i piani. Adesso metto su in cottura il couscous. Molti mi diranno, ma con una extra 12 ore. A raggio, io questo l'ho incocciato ieri, per cui mi metto avanti con il lavoro. Prendo la semola, una pentola alta, all'interno della quale andrò a mettere un po' di brodo di pesce, quello che ho messo praticamente in cottura poco fa, i mestoli della bisca che sta continuando a cuocere e praticamente creiamo un'acqua aromatizzata. Fatto questo, come vi dicevo, couscoussiera, che è questo arnese, questo attrezzo stupendo, fatto in terracotta smaltata, forata. Se non avete la couscoussiera non vi preoccupate, usare uno scolapasta di quelli in metallo. Messa su in questo modo, qua ci andrebbe un impasto fatto come se fosse un impasto del pane, quindi morbido, così lo puoi sagomare e vai a sigillare praticamente il bordo, poi in cottura diventa duro e non fuoriesce vapore, ma è una cosa in più che sinceramente possiamo tranquillamente anche omettere. Prendo la semola, la metto all'interno della couscoussiera e la appoggio sul fuoco. Deve cuocere almeno un'oretta, però poi durante la cottura vi faccio vedere le altre fasi in cui si dice che la semola viene stemperata, ma un passo alla volta. Quindi adesso trasferisco la semola incocciata ieri all'interno della couscoussiera e poi prendo il tutto e lo poggio su un fuoco medio. Bisque pronta, pasta verdura, un contenitore sotto e passiamo dal pasta verdura dai fori medi. Ok, la bisque è pronta, filtrata, passata al setaccio, la teniamo da parte. Adesso un contenitore un po' più grande, un setaccio, quindi non c'è bisogno del passaverdura, e andiamo a setacciare la nostra zuppa di pesce.
Quindi molto semplicemente prendiamo il contenuto della pentola e lo andiamo a mettere all'interno del setaccio. Abbiamo filtrato il tutto e adesso brodo ben filtrato lo andiamo a mettere di nuovamente nella pentola. Allora, andiamo adesso ad inserire gli altri elementi. Per cui iniziamo subito con la bisque. Vongole, le cozze che abbiamo aperto poco fa, l'acqua delle cozze filtrata e i calamari. Diamo una mescolata, coperchio e facciamo andare per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Ah, ho dimenticato, siccome mi piacciono metto anche dei pezzi di cottura del couscous, adesso come vi dicevo andiamo a stemperare la semola, metà cottura di legno perché è bollente, inizialmente la sgrano un po', metto dentro un po' di acqua e sempre con l'aiuto di un cucchiaio di legno distribuisco il liquido per stare attenti a non esagerare con l'acqua. Mi raccomando perché è importante. La semola deve essere sempre ben staccata, vedete? Ogni singolo granello è staccato dall'altro. Niente grumi, o se proprio ci devono essere, ma veramente pochi. La ritrasferiamo nella sua pentola di cottura e la portiamo nuovamente a vapore. Distribuiamola per bene e trasferiamola di nuovo. Perfetto, praticamente abbiamo finito. La semola si è cotta, il brodo è pronto e adesso andiamo ad inserire i filetti di pesce, che però prima andremo a tagliare e a porzionarlo perché altrimenti il filetto intero è troppo grande nella gestione. Magari prendiamo un filetto e lo dividiamo in 3 parti e poi inseriremo i gamberi. Adesso inseriamo i filetti di pesce tagliati a tocchettini in questo modo e poi i gamberi. 10 minuti e impiattiamo. Couscous lo rimetto nella ciotola, definisco con un po' di cannella, miscelo bene bene e possiamo adesso finalmente impiattare. Mettiamo la semola e un po' del nostro pesce e definiamo il tutto con un'abbondante colata di brodo. E secondo voi, dopo averlo assaggiato, ma cosa possa aver esclamato se non un sontuoso "Bella madre"?